Noi pensiamo che la Regione Veneto non possa esimersi da avere un intervento importante che vada al di là degli interventi tampone di questa settimana. Dopo 2 anni di Covid, il PD Veneto boccia la riforma Azienda Zero e definisce come forzature le soluzioni proposte per coprire la carenza strutturale di personale all'interno degli ospedali. Il dito è puntato contro il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario, il Superos, ideato per fronteggiare la carenza di professionisti. Una scelta già bocciata peraltro dai consiglieri d'opposizione in regione, e l'opportunità di schierare in prima linea medici solitamente impiegati nelle retrovie perché ancora specializzandi. Noi riteniamo che non si affrontino e non si risolvano così i problemi. Pensiamo che ci sia bisogno di una sanità davvero universale che deve garantire un servizio a tutti, e pensiamo che non sia possibile solamente avere delle soluzioni tampone che magari sono state fatte in questi giorni. Il PD torna a insistere sulla necessità di maggiore integrazione tra sociale e sanitario e denuncia il flop della riforma della medicina territoriale mai partita, con i servizi di prossimità promessi ai cittadini. Non è una polemica sulla sanità del Veneto, che è una sanità che deve essere migliorata con delle soluzioni, necessità di introdurre degli interventi correttivi davvero importanti.